Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Operazione antidroga degli agenti della Polizia di Stato a Rossano. 6 persone sono state arrestate per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Ai 6 arrestati, di cui 3 in carcere e 3 ai domiciliari, è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare. Le indagini della polizia si sono concentrate principalmente sull'attività di spaccio svolta nella zona del centro storico di Rossano. Ennesimo bunker scoperto dai carabinieri di Reggio Calabria, a Rosarno, nel corso di controlli nei confronti della cosca pesce. Il rifugio era stato ricavato all'interno dell'abitazione di Nazareno La Rocca, 67 anni, suocero del ricercato Domenico Leotta, 50enne, sottrattosi alla cattura nell'ambito dell'operazione denominata All Inside. Scoperto anche, all'interno dell'abitazione di Leotta, un nascondiglio al quale si accedeva attraverso un armadio a muro. Nel letto del torrente Oliva ci sono rifiuti speciali e pericolosi come fanghi industriali, arsenico e scarti di raffineria. È quanto emerso dagli accertamenti fatti dall'Agenzia regionale per la protezione ARPACAL, che ieri ha depositato alla Procura di Paola gli esiti dei carotaggi compiuti nei mesi scorsi. Per lo smaltimento illegale dei rifiuti nel letto del torrente Oliva è in corso un'inchiesta nella quale sono indagate 4 persone per il reato di disastro ambientale. Sfiorano le 100.000 unità gli immigrati irregolari presenti in Calabria. È quanto emerge dal 20° rapporto immigrazione presentato ieri a Rosarno dalla Regione Calabria, dalla Fondazione Migrantes e dalla Caritas. I lavoratori nati all'estero e assicurati all'INAIL nel 2009 in Calabria sono 51.359, di cui il 45% sono donne. Gli studenti, figli di lavoratori regolari nati all'estero che lavorano in Calabria, iscritti nelle scuole nell'anno 2009-2010, sono 9.553, su un totale di 330.494 immigrati. È stata presentata ieri pomeriggio nella sede della Curia Arcivescovile di Crotone la Fondazione di Comunità, strumento che servirà alla raccolta di fondi e agirà per lo sviluppo del territorio dell'Arcidiocesi, che ne è la promotrice. La Fondazione è la prima in Calabria e ne faranno parte anche la Prefettura, il Ministero dell'Interno, la Conf Cooperative. A presentare il progetto Santo Vazzano del Consorzio Giobel e il prefetto Vincenzo Panico, a concludere l'Arcivescovo Domenico Graziani. Si è conclusa con la serata di gala dell'Oscar del turismo la seconda edizione della BTK, promossa dalla provincia di Crotone. Dopo 2 giorni in cui 40 buyer nazionali e internazionali hanno fatto un tour per conoscere meglio il territorio, la carovana si è ritrovata a Villa Margherita per discutere di turismo e impresa. Nell'occasione sono stati forniti i dati delle presenze turistiche, positive rispetto al trend regionale, con una permanenza media di 9 giorni. Infine sono state premiate le eccellenze del settore. Il Festival d'autunno si veste di rosa. Quest'anno ho voluto rivolgere un'attenzione particolare alle donne, ai loro disagi ma anche ai loro successi. Così Antonietta Santa Croce presenta i primi 2 spettacoli inseriti nel cartellone dell'8ª edizione del festival e del primo incontro dibattito. Il festival inizierà venerdì 5 novembre con lo spettacolo Donna che parla in fretta, con Marina Rei, Nada, Paola Turci e la partecipazione di Mariella Lo Giudice, in quella che sarà una riflessione sulla condizione del mondo della donna e sulla posizione da essa acquisita attualmente. Il 13 novembre sarà la volta di Diane Shure. Arriveranno presepi da tutta Italia nei castelli della provincia di Crotone, è quanto emerso ieri nella conferenza di presentazione del progetto Natale nei Castelli, promosso dall'associazione locali Pizia e Le Muse, che prevede proprio un concorso dedicato a uno dei simboli della religiosità, ma non solo. L'intento, come hanno sottolineato gli interventi, è quello di rendere fruibili i castelli della provincia, naturali attrattori turistici per tutto l'anno. Saranno coinvolti i comuni di Crotone, Isola Caporizzuto, Caccuri, Santa Severina e Melissa. Settimana di coppa per 4 delle nostre squadre professionistiche. La prima a scendere in campo sarà la Regina di Azzori, che alle 15 affronta al Matusa il Frosinone nel turno di Team Cup. Alle 20:30 invece toccherà a Crotone di Menichini affrontare lo sci dall'Albino Leffe di Mondonico. Stesso orario per la Coppa Italia Lega Pro, che annovera il derby tra Cosenza e Catanzaro al San Vito. Tutte le gare saranno ad eliminazione diretta.